Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ogni giorno c'è una frase che dà scandalo del presidente degli Stati Uniti. Oggi lo scandalo delle anime belle è relativo al fatto che Donald Trump ha detto: l'Unione Europea è stata costruita per fregare gli Stati Uniti. Ora non sappiamo se questa consueta iperbole trampiana abbia degli elementi di verità. Tendiamo a credere di sì, se pensiamo allo sbilanciamento commerciale palese e scientemente ricercato tra le due sponde dell'Atlantico, e se pensiamo a, diciamo, l'attitudine da scrocconi dei paesi europei relativamente al sostegno della NATO e alla difesa comune. Tendiamo a pensare che ci siano degli elementi di verità. Ma al di là di questo ci viene da dire, riportiamo lo sguardo appunto al di qua dell'Atlantico. Non sappiamo se è stata costruita per fregare gli Stati Uniti, ma sicuramente l'Unione Europea, così come è stata costruita per fregare i popoli europei, i contribuenti europei, i liberi individui europei. E questo fin dall'origine è proprio il problema è l'ottica con cui è nata quest'Unione Europea, no? Un'ottica costruttivista, cioè per cui un piano allestito da un pugno di tecnocrati presuntamente illuminati a tavolino doveva essere calato sul corpo, la storia, le differenze di un continente intero. Non era obbligatorio fare così, si poteva fare diversamente. Lo disse la signora Thatcher in un memorabile discorso che qui ricordiamo spesso, ma perché è veramente un contromanifesto rispetto all'andazzo eurocratico, dove sostanzialmente dava di fondo due indicazioni. Diceva: quello che non bisogna fare è centralizzare tutto il potere a Bruxelles, costruire una sorta di superstato, no? Un leviatano continentale. Quello che bisogna fare, diceva la signora Thatcher, è incoraggiare in tutto il continente il fare impresa. È stato perseguita esattamente l'ottica opposta. Si è centralizzato tutto il potere a Bruxelles ed è stato scoraggiato in ogni modo il fare impresa. Questo attraverso un iperburocraticismo con ovviamente derive smaccatamente comiche. Ricorderemo tutti il diametro degli ortaggi, lo scarico dei VC, ma anche ben più seriamente l'Unione Europea è l'unica, diciamo, macro entità politica che affronta temi qualificanti della contemporaneità, come i social network, l'intelligenza artificiale, con l'ottica di regolamentare, cioè innanzitutto regolamentare, non innovare, approfondire le frontiere delle nuove tecnologie, avanzare con le conquiste, ma regolamentare le conquiste già esistenti. È un famoso detto molto in voga negli Stati Uniti: l'America fa, la Cina copia, l'Europa regola. Per cui gli euroburocrati si sono vantati di rivendicare la regolamentazione ferrea dell'arena democratica social, se non la censura dei social ideologicamente sgraditi, vedi la crociata contro X di Elon Musk, e stanno perseguendo la regolamentazione di una cosa su cui siamo già in ritardo drammatico, cioè l'intelligenza artificiale, mentre Cina e Stati Uniti avanzano con la ricerca. Questa è l'ottica malata profondamente dell'Unione Europea. E poi ovviamente c'è tutto l'aspetto, anch'esso dovuto al dirigismo, delle eurofollie, delle ecofollie, in un climax, no, che è andato in crescendo. Le case green obbligatorie, il ripristino della natura, legge seriamente vietata, scusatemi, votata al Parlamento europeo, un lapsus, non, come dire, sostenuta da qualche gretino sbronzo, e ovviamente il Green Deal, il sacro totem del Green Deal, che loro signori non mettono in discussione neppure adesso, neppure di fronte all'evidenza storica del suicidio produttivo che il Green Deal rappresenta. Anzi, ieri la signora von der Leyen ci ha reso edotti che c'è una nuova versione che si chiama Clean Industrial Deal. Per rassicurarci, ha detto che questa nuova versione semplificherà la vita alle imprese senza cambiare gli obiettivi climatici, cioè la neutralità climatica entro il 2050, cioè il suicidio produttivo continentale entro il 2050. Quindi, visto che quello rimane, e tutti i dettagli che sono a valle sono francamente supercazzole. Ha continuato la von der Leyen:
la domanda di prodotti puliti è rallentata, pensa, è difficile imporre un prodotto per legge, e alcuni investimenti si sono spostati in altre regioni meno burocratizzate, deduciamo. Dobbiamo invertire la tendenza, e prosegue l'ottica, cioè la tendenza dell'economia la invertono loro per legge, non è che si ritirano e lasciano che l'economia si sviluppi liberamente. Questo è l'obiettivo centrale del Clean Industrial Deal. E poi c'è, sembra involontariamente comica, affinché l'Europa possa essere un continente non solo di innovazione industriale ma anche di produzione industriale, per questo che sta regolando ancora. Insomma, al di là della ossessione del mainstream per le dichiarazioni più o meno roboanti di Trump, il dato storico, economico, concettuale è che questa Unione Europea è stata costruita anzitutto per fregare noi. Grazie a tutti, rimanete qui però perché sta per arrivare Vittorio Feltri col Bamba della settimana.